Amici di Sportissimi, una buonasera da Marco Genduso qui per commentarvi la sfida tra Palermo Futsal Club e Atomo Networks, valevole per la 12ª giornata del girone B del campionato di Serie D di calcio a 5. Vediamo già la squadra rosanero in campo con mister Gentile squalificato, difatti poi lascerà il terreno di gioco per lasciare invece tutto nelle mani di Carmelo Punzina, il vice allenatore, ma sta approfittando al momento della possibilità di poter fare un discorso per i ragazzi, perché bisogna tornare alla vittoria dopo le ultime due partite non esaltanti sia dal punto di vista del risultato che chiaramente del gioco per il rosanero, in quanto è arrivata una sconfitta 2 turni fa contro il No Camp Capace, risultato di 1-3 proprio qui su questo campo del Tocia Stadium. Poi invece nell'ultimo turno una sfida, un pareggio indolore, perché comunque era contro una formazione senza classifica come il Futsal Emiri, risultato di 2-2. Nel frattempo sono tutti in campo, anche il direttore commerciale immancabile Filippo Alario, poi presente anche Diego Alario che invece fa parte del servizio d'ordine, poi chiaramente tutti quanti i componenti della squadra, c'è anche il vicepresidente Manfredi Pazzaglia, non vediamo invece il presidente Gabriele Pazzaglia, che probabilmente starà sistemando le ultime cose prima di cominciare, poi anche i tifosi di questa squadra presenti. E qui la carica di Luca Vivarelli, lo sguardo su John e le urla sempre del piccolo numero 7 che contro l'Atomo ha qualche conto in sospeso. Ci ricordiamo tutti infatti dell'ultima gara giocata in cui il 7 ha provato con un sinistro a giro, poi soltanto la traversa invece a negargli quel gol. Però queste due squadre, come abbiamo detto anche in precedenza, non è la prima volta che si affrontano, sono già ben due le sfide, entrambe vinte dalla formazione rosanero. Si parla infatti della gara di campionato, andata terminata con il risultato di 2-3, in quel caso doppietta di Vito Lafiura e gol di Sujon. Invece in Coppa risultato un po' più largo, 2-7 sempre per il rosanero, in quel caso ad andare in gol sono stati Leto, Lopez, Chinnici, 2 volte Gennaro e 2 volte Capitan Vito Lafiura. Insomma, adesso è arrivata anche la formazione ospite. Tra i pali Vitullo probabilmente scenderà dal primo minuto. Adesso vediamo la scelta su chi sarà, perché questa volta invece una possibilità, un secondo portiere, non invece non come nella gara di Coppa in cui soltanto Vitullo era il portiere di ruolo. Nel frattempo fa il suo esordio in gara ufficiale Antonino Billitteri, perché ha già esordito in realtà contro la formazione del Futsal Emiri, ma era una sfida senza classifica, di conseguenza diciamo che non vale dal punto di vista delle gare ufficiali, però dal punto di vista ufficiale è la prima in assoluto. Tra i pali intanto Calì o Morana, vediamo chi partirà dal primo, ma nel frattempo arriva il fischio da parte del direttore di gara, il signor Marco Fiorino, che quest'anno è stato già arbitrato una gara del Palermo Futsal Club terminata con la vittoria, quindi un andamento al momento del 100% di successo con questo direttore di gara per la formazione rosanero. Si trattava della sfida contro il San Gregorio Papa, vinta con il risultato di 2-1 con i gol di Lafiura e Gennaro. Vediamo quest'oggi invece come andrà la gara per i rosanero. Intanto sono tutti davanti all'ingresso per poi entrare a centrocampo. Tanto noi vi mostriamo come sempre il nostro scoreboard, poi chiaramente il cronometro partirà dall'istante in cui il primo pallone della gara sarà giocato, con Capitan Lombardo da una parte, dall'altra parte invece chiaramente Capitan Lafiura. Sempre ciò che il pubblico, in realtà la risposta del pubblico non è molta, forse anche complice la concomitanza con una sfida di campionato di Serie A tra l'Inter e la Roma. Probabilmente questo potrà magari aver portato in famiglia a non venire. Intanto il secondo portiere è Francesco Colaianni, che potrebbe scalzare in questo caso Vitullo, che però è già dietro Lombardo, quasi a dire voglio essere io a partire dal primo. Nel frattempo il Palermo Futsal Club scorre dalle parti dell'Atomo per il classico batticinque prima di iniziare. Adesso cerchiamo di capire anche quale sarà il quintetto scelto da mister Gentile o mister Punzina, chiaramente, per vedere chi inizierà dal primo. Sicuramente tra i pali Calì sta fremendo per partire dal primo, poi
Tanto ci arrivano i saluti da parte anche della squadra rosanero. Nel frattempo, dunque, dicevamo, il quintetto iniziale potrebbero iniziare sicuramente Chinnici e la Fiora titolari. Sull'esterno però c'è tanto da dire, perché giocatori come Sugionne, Vivarelli, Catania, anche il nuovo arrivato Billy Terry, senza tralasciare chiaramente Leto, potrebbero essere veramente delle soluzioni dal primo. Nel frattempo abbiamo un po' sentito le idee di Mister Gentile e dunque parte Sugionne, Catania, Chinnici, La Fiora e tra i pali Peppe Calì. Questa quindi la scelta, panchina per Luca Vivarelli, panchina anche per Biglietteri, che potrebbero e sicuramente faranno il loro ingresso in corso del primo tempo, ma nel frattempo il primo possesso è per la Atomo Networks ed è soprattutto per Fabio Tortomasi. A completare poi Oliva sulla fascia destra, vediamo com'è laterale invece Mancino, Lombardo tra i pali, dunque confermato invece il solito Vitullo, e centrale dietro Samuele Aversa. Questi quindi i 5 dell'Atomo Networks, e inizia anche la sfida con il primo possesso palla per l'Atomo Networks con Ferdinando Lombardo. Adesso Oliva, palla sull'esterno, cercare Tortomasi, aggancio non perfetto e dunque pallone regalato ai rosaneri. Vale la pena anche parlare un po' della classifica, perché i rosanero sono a quota 24 punti in classifica, 19 invece per l'Atomo Networks, che però ha anche giocato una gara in più rispetto ai rosanero. Una vittoria potrebbe portarli veramente molto molto vicino, -2, ma una vittoria invece del Palermo Futsal potrebbe fare andare a quota 27 e dunque a 8 punti di distanza con una gara in più, anzi gara in meno chiaramente. Su John, calcio col sinistro e per la deviazione da parte della difesa, calcio d'angolo subito pericolosissimo il numero 8, lui che è andato in gol nella gara di andata, ricordiamo. Su John, palla in mezzo, cercare Catania, poi Chinnici lascia lì il pallone, la tocca a Tortomasi, Chinnici, su John, la Fiora, la pressione di Lombardo, poi sbaglia il tocco, Oliva, la Fiora, ottima impressione, il suo contrasto pulito. Sarà quindi rimessa con Oliva che si appoggia da Aversa. Abbiamo già avuto la prima occasione da gol. Oliva, Lombardo, poi prova l'imbucata, male però. Una brutta palla quella da parte del calciatore, che non è stato pulitissimo nella sua imbucata. Intanto Chinnici su John avanza, scarica su Chinnici, male però, errore anche per il numero 8, che qui un po' risponde all'errore invece di Lombardo, e dunque rimessa laterale con Aversa. Lo affronta la Fiora, è scelto la pressione invece su John. Oliva, sbaglia anche lui il tocco, Chinnici, posta in palio veramente altissima, infatti le squadre non vogliono sbagliare, la Fiora carica il destro, calcio! Vito la Fiora! Dove l'ha messa? Cuore verso telecamera! Ed è 1-0 il risultato, che gol con la punta, sotto l'incrocio, vantaggio Palermo Futsal Club. Un gol meraviglioso di Vito la Fiora, che nei momenti più difficili si prende questa squadra sulle spalle e la porta in vantaggio dopo soltanto 2 minuti. Tutta la rabbia del capitano. Anche in settimana, sempre sui canali del Palermo Futsal Club, delle interviste ai nuovi arrivati, ma anche a Vito la Fiora, dove lui ha cercato di rispondere alle domande dicendo che non è una squadra in difficoltà, non c'è nessun momento negativo, soltanto un po' di sfortuna, soltanto bisogna ritornare a pensare qual è l'obiettivo finale e da lì tornare a giocare come hanno sempre fatto questi ragazzi. E Vito la Fiora credo che abbia veramente dato più risposte adesso che chiaramente nell'intervista che avete visto sempre sui nostri canali. Tanto su John, Catania, prova l'imbucata per su John, non era una brutta idea, ma Vitullo molto bravo. Aversa prende campo centralmente, vuole la conclusione, Calì non perfetto, non bellissimo esteticamente chiaramente, ma è stato efficace. Tanto Catania cerca il pallone imbucato, sbaglia il tocco, poi Chinnici viene anticipato nettamente da Fabio Tortomasi, che si autolancia, Tortomasi, Chinnici, e poi l'ultimo tocco è dello stesso numero 8. Da numero 8 al numero 8 su John, si appoggia dietro da Chinnici perché vede che non ha lo spazio per poter puntare tutta la difesa, poi prova l'imbucata Chinnici, sbaglia tutto, Tortomasi alza le spalle per Oliva e poi conclusione murata da Calè.
rischio incredibile, un gol quasi simile come quello preso contro il No Camp Capaci per il Rosanello. Lombardo vuole il destro e calcia tra la deviazione di Vito La Fiora. Sarà quindi calcio d'angolo per gli ospiti, che si fanno vedere lì davanti, con Calì che invece cerca di addomesticare questo pallone che stava per arrivare, ma è stato respinto comunque dalla difesa. Mettiamoci in 4, andiamo all'infinito, raga, vediamo che succede. Avvicina. Chinnici, lo spazio il 10, vuole creare lui l'occasione. In 4 siamo. Su John, Profondo, Lore. c'è largo La Fiora, non viene servito, si torna da Francesco Catania, scarica su La Fiora e si inserisce. La Fiora trova su John, vuole trovare anche lui il testo, calcio su John, sul palo lontano, tiro non irresistibile, però fa comunque bene a provarci su John lì. Siamo intanto arrivati ai primi 5 minuti di gioco. Catania non si fa saltare da Lombardo, poi lotta e ruba il pallone. La Fiora però c'è un intervento irregolare da parte di Catania, forse pallone fuori. Calcio di punizione, quindi fallo di Catania. Aversa scarica su Oliva, che adesso si appoggia da Lombardo e si inserisce. Palla direttamente su Tortomasi, vuole le finte su John e poi torna ancora da Ferdinando Lombardo, capitano della squadra. Palla centrale, la tocca Tortomasi, la sporca. Poi Catania invece si accontenta di una rimessa laterale con una finta di corpo leggiadra. Se ne vogliono 4-5. Chinnici. Se ne vogliono 4-5, dai. C'è Sujon vicino a lui, riceve adesso il pallone. Sujon, largo Catania, riceve il pallone. Adesso c'è La Fiora che è molto basso, di che ha sbloccato un gol con una perla incredibile. Vito La Fiora. Sujon, c'è largo, poi si ferma, buona qui la finta di corpo del numero 8, Ali Sujon, poi La Fiora, c'è l'inserimento dell'8, intanto palla su Chinnici dall'altra parte. Catania, buono l'aggancio, può avanzare, palla sulla Fiora, gioca benissimo il Palermo Futsal adesso con La Fiora che apre per Chinnici di prima. Sujon, le finte, controfinta, poi Lombardo mette tutti d'accordo ma soltanto per un istante, poi il recupero di Tortomasi con Sujon, va giù, non c'è calcio di punizione, sembrava potesse esserci forse. Sarà quindi rimessa, battuta rapida con Lombardo, palla centrale, Tortomasi, La Fiora ancora importantissimo in questo lavoro. Aversa, Oliva vuole lo spazio, cerca palla centrale, poi su John non abbocca sulle finte, su John va giù, fallo questa volta di Tortomasi, calcio di punizione. Poi battono rapidamente con Catania, c'è lo spazio per un 3 contro 3. Adesso 4 contro 3, Chinnici allarga La Fiora sulla posizione di Sujon, tentata ma poi fermata. Dall'altra parte Chinnici aggancia, rientra sul destro, può calciare, apparecchia. Sujon prova la precisione, palla che non passa, palla in mezzo! E Catania non trova il tap-in. La posizione è veramente ravvicinata. Lombardo prova a bloccarlo con questo blocco un po' cestistico. Vito La Fiora. Chinnici, Catania, Sujon, adesso è un Palermo Futsal decisamente diverso rispetto a quello che invece è stato visto nelle ultime uscite. Catania, Sujon, Chinnici, c'è largo La Fiora, c'è il pallone del capitano che è molto largo, poi il tecnico ad urlare le marcature. Catania, palla perfetta per La Fiora, palla di ritorno, Catania, noi 3 contro 2, Catania larga per Sujon, palla ancora in avanti, qui si divora il gol Sujon che però poteva passarla a Catania. Lombardo, Aversa, un po' di confusione per l'Atomo, intanto si alza la panchina anche Luca Vivarelli, potrebbe essere prima ad entrare per Rosanero, forse a posto di Sujon o per Catania. Intanto Tortomasi contro Sujon e Sujon ancora a ringhiare su tutti i palloni, si batte rapidamente Oliva, non trova spazi il 7, infatti si appoggia
da Lombardo. Aversa vuole l'imbucata, ma forse carica la conclusione. Cali respinge, andando bene giù. Tortomasi, Catania in anticipo, in mezzo a due, viene fermato. Aversa, buon lavoro sulla Fiora, commette fallo, calcio di punizione. Sa di aver commesso fallo, la Fiora infatti chiede subito scusa al suo avversario. Nel frattempo cambio dentro Vivarelli, fuori Ciccio Catania. Sul punto di battuta vediamo Oliva, ma anche Lombardo, ma soprattutto Fabio Tortomasi. C'è anche Aversa in realtà. Però credo che con il destro possa andare Oliva, infatti va con precisione, Cali respinge poi due volte, palla che si impenna, buona la risposta di Cali e intanto dentro Luca Vivarelli, fuori Francesco Catania. Ecco il primo pallone toccato dal numero 7, il funambolo Luca Vivarelli, che apre per la Fiora, l'anticipo ottimo da parte di Aversa, poi Oliva allarga Chinnici, la tocca, sporca quel pallone, forse è sul più bello. Lombardo può apparecchiare per il compagno, trova infatti la finta di Tortomasi sullo stretto, però anche l'ultimo a toccare per il signor Fiorino della sezione di Palermo. Si ricomincia dunque con Lorenzo Chinnici, palla imboccata per Sujon, le finte, Sujon, palla in mezzo, Vitollo risponde benissimo in presa bassa, c'è la Fiora pronta a intervenire. Sujon batte corto su Chinnici, scarica e poi si sovrappone dall'altra parte. Sujon, pallone un po' lungo, Vivarelli vuole il sinistro, lo ottiene, cambia tutto per Chinnici, le finte sul destro, può calciare Chinnici, mette in mezzo per la Fiora, poi Vivarelli non calcia, occasionissima per il Palermo Futsal Club con la magia solita di Lorenzo Chinnici. Palla imbucata, Tortomasi, Cali ancora respinge perfettamente Vivarelli, la Fiora perde adesso un tempo di gioco, Capitan Vito La Fiora. Chinnici, Luca Vivarelli può puntare Lombardo, poi si appoggia invece semplicemente su Chinnici e cambia tutto. La Fiora cambia lato lui per Vivarelli che può calciare, le finte, Vivarelli scarica su Sujon, palla di ritorno, la Fiora in mezzo a due, va giù, tocco e calcio di punizione. Qui tutta l'intelligenza calcistica da parte di Vito La Fiora che appena il tocco subito giù. Lorenzo, parti laterale. Il cambio con Giuseppe Cucchiara che entra con la maglia largo, parti largo. al posto di Tortomasi, questo è il cambio, dunque giocherà lì davanti, nuovo arrivato Cucchiara per dare una mano con la sua esperienza, la sua bravura, e subito in barriera Cucchiara, ma va su John, è uno schema per Vivarelli allo spazio, Vivarelli calcia, respinge Oliva e poi palla allontanata. Uno schema funzionato, l'ennesimo creato da Mister Gentile, uno stratega ormai. Su John sbaglia il tocco con Cucchiara, l'anticipo di Chinnici, sempre su John, lascia lì il pallone. Vivarelli in mezzo a due, Vivarelli ancora la magia, Vivarelli allarga la Fiora, cerca i compagni in mezzo, poi invece cerca la porta e Vitullo rimane in piedi e mette in calcio d'angolo. E ancora calcio d'angolo per i rosanero che stanno cercando di attaccare e meriterebbero forse anche un altro gol. Minuto 13 di gioco. C'è la 1! Su John cerca voluto in mezzo con Vitullo che prende in pieno il palo. La 1! Parti dietro il dischetto, Lorenzo! Nel frattempo non c'è nessuno che si riscalda, dunque fatti marcare, Lorenzo, fatti marcare! Su John, la Fiora apre per Luca Vivarelli, vuole il destro e poi il sinistro, Vivarelli in mezzo a due, magia, ma si continua con Aversa non si salta Lorenzo Chinnici, poi Lombardo salta invece lui Chinnici, ma allontana la Fiora. Forse qualcosa da ridire per l'intervento su Vivarelli in mezzo a due. Basta Luca! Poi si chiedeva anche l'ultimo tocco, infatti è stato dato, dunque rimessa per il rosanero con Luca Vivarelli, c'è largo
su John, ma si torna da Chinnici. Le finte solite, Chinnici sul mancino, apparecchia su John, guarda la porta, calcio! Su John, buca il portiere ed è 2-0 il risultato. Al minuto 14 di gioco, su John fa 2-0. Adesso gli applausi da parte del pubblico rosanero. Si cercava questo tipo di risposte. Su John non ha fatto un tiro irresistibile, però ha comunque bucato il suo avversario. Nel frattempo c'è un altro cambio per Atomo Networks, perché è subentrato Ferdinando Campione con la maglia numero 20 al posto di Aversa. Anche lui per lui un ritorno. Chinnici salta l'uomo, salta due, ma non è il rientro perfetto da parte di Cucchiara. Poi Oliva prova a passare. Sarà rimessa laterale per Cucchiara. Nel frattempo si alzano la panchina Lopez e Gennaro, potrebbero essere loro i prossimi ad entrare. Forse al posto di La Fiura e di Sugioni. Conclusione da fuori, tentata da Ferdinando Lombardo. Palla fuori. Sujon. Si rischia tanto qui con Sujon, che non vuole gettare la palla, vuole l'ennesimo dribbling su Oliva. C'è vicino Chinnici, Sujon favorisce, poi sbaglia tutto, ancora palla in mezzo, Sujon la tiene ancora lì, rischia veramente tanto, poi qua si complica veramente tanto la vita Sujon. Riesce però ad avere ragione, perché la rimessa è ancora Rosanello. Palla lunga per La Fiura, che vince il contrasto con Campione. Poi Campione dice qualcosa anche alla Fiora. Calma ragazzi, calma che la partita è tranquilla. Sarà calcio di punizione con Ferdinando Campione sul punto di battuta, minuto 16 di gioco, 2-0 il risultato. È pronto Gennaro, Ferdinando Lombardo cerca l'1-2 col compagno, poi La Fiora chiude in anticipo, si complica tanto la vita. Poi Lopez allontana, intanto Lopez è entrato al posto di Sujon, ma la palla era già terminata in out e dunque rimessa laterale. Campione. Oliva prova forse una conclusione, viene murata da sempre il solito Chinnici, poi La Fiura allarga per Chinnici che molto veloce ci arriva. Chinnici la tiene in campo, c'è La Fiura sul secondo palo, si Lopez, poi palla in mezzo, quasi un tiro da parte di Chinnici che poi scivolata da difensore puro. Mette la palla in rimessa dal fondo. Passi raga, va per gesto di Salerno. Campione. Oliva, ancora Campione. Palla su Cucchiara, adesso Campione. Lombardo, magia, adesso si poi calcio con la punta. E palla che termina fuori, però piccolo momento di break, perché è stato chiamato un time out da mister Punzina, che vuole richiamare tutti i suoi giocatori, perché probabilmente vuole che si continui così, con questa mentalità, con questa grinta in campo, perché sta veramente giocando benissimo il Palermo Futsal Club. Un grande merito oggi. Per chi si fosse sintonizzato in questi istanti, 2-0, le reti sono state firmate dalla Fiura e Sujon. Vi mostriamo anche mister Punzina a colloquio con i suoi ragazzi, ma mostriamo anche dall'altra parte l'Atomo, tutti in campo con Cucchiara che sta guardando la panchina avversaria. Forse questo è dire, non vedremo l'ora che si torni a giocare. Una gara molto bella, equilibrata, però attacca di più la formazione rosanero. Nel tempo, ricordiamo il signor Fiorino. Poi le urla da parte di Peppe Cali che vuole caricare tutti. Nel frattempo dentro Gennaro, fuori Vito La Fiura. Lui che ha trovato già 2 gol contro l'Atomo. Ricordiamo la gara di Coppa. Lopez. Qui rischia infatti tanto sulla pressione. E l'ultimo tocco è stato dello stesso Lopez sulla pressione di Cucchiara. Dunque rimessa per Oliva.
Lombardo vuole il destro, non glielo concede Gennaro. Va a rientrare Cucchiara in mezzo a due. Cucchiara ancora mette palla in mezzo e allontana Lopez, scivolata provvidenziale. Non ci uscire, temporeggialo sempre. Oliva si è sceso intanto Cucchiara, che adesso riceve ancora il pallone. Palla per Oliva, palla ancora in mezzo, anzi un tiro. Sa rimessa laterale per il Palermo Futsal Club, con Vivarelli che va lungo di petto, poi Campione, molto bravo qui nell'anticipo, scarica sul compagno, si inserisce adesso Lombardo. Aspetta. Adesso è Chinnici, laterale mancino, con Lopez centrale. Fermati ora. Fermo Lorenzo, c'è qua. Campione, Oliva. Il centro Lorenzo. Sempre Campione, vuole l'imbucata, si appoggia invece da Ferdinando Lombardo, va sul mancino, Vivarelli lo manda all'esterno. Vivarelli per Gennaro, se la porta benissimo contro Campione, alla meglio Gennaro ancora, Campione che intervento incredibile, poi col fisico prova a vincere, Vivarelli alla meglio, Vivarelli calcia e Oliva respinge, occasionissima per il Palermo Futsal Club. Poi Lopez sarà quindi calcio punizione battuto rapidamente. Campione allarga per Cucchiara. Nel frattempo si alza alla panchina anche Antonino Billitteri, che potrebbe essere il prossimo tentare forse per Vivarelli, vediamo. Poi conclusione improvvisa di Cucchiara, palla deviata, calcio d'angolo, minuto 21 di gioco, 2-0 il risultato. Battuta corta per Oliva che calcia, Calire spinge, palla rimane lì e poi Lopez mette la testa sulla conclusione a botta quasi sicura di Lombardo, poi detto la magia di Vivarelli che poi allarga il gioco. Chinnici allo spazio per poter attaccare, Chinnici cerca il pallone in mezzo, viene fermato però dall'altro intervento da parte di Oliva, palla ancora che passa, Gennaro vuole il tiro, Vitullo, poi Chinnici, la palla rimane lì con Vitullo che chiedeva forse un fallo. Basso, aiutalo Genna. Poi sbaglia il controllo Cucchiara, intercetta invece la squadra rosanero con Chinnici. Si torna dietro per Lopez, 1-2 con Vivarelli, sbagliato, poi palla in mezzo per Cucchiara, troppo lunga, Cali ringrazia. Tanto aumenta il vento qui al Tocia Stadium, risultato sempre 2-0 per i ragazzi di Mister Gentile. Chinnici cambia tutto per Vivarelli, vuole le finte, rientra in mezzo a due, quindi però fermato. Scivola! Secondo palo, Genna! Nel frattempo sarà ancora rimessa laterale, nel frattempo aumenta ancora di più il vento, sempre più incessante in questa sfida e potrebbe essere anche un fattore. Lopez, palla centrale sbagliata, riparte Oliva che molto veloce, salta anche Chinnici, poi palla in mezzo, scivolata di Lopez, braccio troppo largo, non si lamenta nemmeno Lopez. Sarà calcio di punizione, potrebbe battere Tortomasi, forse il quinto fallo, adesso vediamo conferma. Luca, poi vieni, Luca! Nel frattempo è pronto a entrare Billitteri al posto di Luca Vivarelli. Rientra in campo Fabio Tortomasi al posto di Campione per battere questo calcio piazzato. Andrà forse col mancino. Va Tortomasi! E non era una brutta conclusione questa. Poi Calì si lamenta tanto. Nel frattempo fuori Tortomasi, rientra invece Campione. È stato in campo anche Genuardi intanto. Poi Campione, scontro con Gennaro. Genuardi, Campione vuole l'inserimento dei compagni, trova Oliva, poi Genuardi rientra in mezzo a due, poi Vivarelli perfetto con Chinnici a rubare la sfera. Vivarelli, Gennaro è solo e può partire, c'è largo Lopez, va tutto solo, poi palla in mezzo, Lopez guarda la porta
E la parata di Vitullo provvidenziale, si rimane sul 2-0. Oh, cambialo! Oliva si infuria qui, Cucchiara, che voleva forse un pallone, non è stato però servito. Campione per Genuardi, le finte, calcia, Lopez invece respinge, non è dello stesso avviso. Campione per Oliva che calcia da fuori, palla fuori, intanto fuori Vivarelli, dentro Pillitteri, però alla prossima occasione. Lopez, Vivarelli vuole la velocità, viene fermato da Campione con il tacco molto elegante, poi Cucchiara cerca il dribbling su Lopez, rientra ma viene fermato, poi Gennaro in mezzo a tre, Gennaro va giù, calcio di punizione, che giocata di Capeggiano, intanto anche cartellino giallo, forse, vediamo, no, dentro Pillitteri, fuori Luca Vivarelli. Chinnici, Pillitteri, primo pallone toccato, Chinnici, Lopez, frattempo è rimasto in panchina sia Letto che Cilavici, ma si riscalda il primo, poi va giù Campione che cercava di ottenere un calcio di punizione, Non ti nascondere, Billy! che sarebbe stato anche tiro libero. Deve essere vicino di passaggio, però. Gennaro lotta contro Genuardi, poi Pillitteri non riesce, Genuardi alla meglio, poi conclusione improvvisa che respinge Calais, poi si battibeccano i due con Gennaro che va giù ed è giallo per Genuardi. Due si sono battibeccati, si è invece preso il giallo soltanto Genuardi, non Gennaro. Frattempo fuori Lorenzo Lopez, dentro Alessio Leto con Chinnici che torna centrale e Leto invece sull'esterno con Pillitteri chiaramente, e poi Gennaro lì davanti. Nel frattempo aumenta la pioggia e il vento che ci tengono compagnia in questa diretta. Chinnici allarga per Letto, primo pallone toccato per il numero 11, cerca subito di appoggiarsi su Gennaro che ha la meglio sul mismatch fisico. Gennaro prova la conclusione, Pillitteri non arriva, per un soffio, un tiro quello di Gennaro, che è diventato invece un assist. Campione, buon ingresso per lui, palla scucchiaiata, sbaglia però, Chinnici ringrazia, riparte Lorenzo Chinnici, c'è largo Gennaro, le finte, Chinnici salta tutti e poi Vitullo fa una grande parata, ma che giocata ancora di Chinnici, sarà calcio d'angolo. Vai, chi c'è lungolinea? Ennesimo corner della partita con Letto che cerca l'imbucata, poi il pallone che viene deviato da Campione, minuto 27, mancano 3 minuti, 2-0 il risultato. Gennaro va giù, calcio di punizione, fallo di Cucchiara che poi lascia il campo per Tortomasi. Calcio di punizione con Chinnici che però si allontana, va invece vicino Leto, probabilmente è uno schema o forse una conclusione, ma qui pensiamo forse un passaggio, vediamo. Leto, lo schema per Chinnici che calcia male però, palla fuori. Da questo lato ce l'hai. Genuardi trova e ottiene Campione, c'è ancora spazio, esce sulla pressione Pillitteri, Abbassa di Billy. poi palla imbucata con Pillitteri pronto a chiudere, deviazione, rimessa laterale, zona comunque offensiva per l'Atomo con Campione che appoggia per Oliva che vuole calciare col mancino, respinge Leto, poi Campione vuole il passaggio su Genuardi, lo chiama, infatti arriva Genuardi, poi Chinnici sempre super. Campione, Oliva vuole il destro, poi Campione guarda la porta, rientra Campione sul sinistro, calcia e Pillitteri si mette davanti, poi vince anche
mismatch fisico e in velocità, chiaramente, quindi atletico. Poi va giù con Genuardi, chiede scusa, campione, però non sappiamo per cosa, non abbiamo visto. Ci sono troppi uomini davanti. Calma, dai, ha chiesto scusa, gioca! Chinnici rischia tanto su Tortomasi, ma ne esce benissimo. Sempre Chinnici, Leto, vediamo se crea un'occasione l'11, vuole il dribbling Leto, poi campione e va giù. Rischia tanto perché, ricordiamo, al prossimo intervento, sia da una parte che dall'altra, ci sarà tiro libero. Chinnici per Gennaro, si gira Gennaro, in mezzo a Gennaro, Vitollo ancora! Paratissimo del portiere, ma che occasione per Gennaro! Oliva, Tortomasi può rientrare, poi Leto scivolata, perfetto. Palla ancora in mezzo, non arriva, poi Genuardi con Gennaro, calcio di punizione e tiro libero. Tiro libero con Tortomasi sul punto di battuta al minuto 30 di gioco, può riaprire questa partita il numero 8 che affronta Peppe Calé. Poi la carica della panchina rosanero, anche del pubblico fuori, va Tortomasi, va centrale, va forte, Boca Calé, 2-1 il risultato. Gol è preso forse nel momento peggiore possibile per il rosanero, perché prendono un gol è veramente pochissimo tempo dal fine primo tempo e una mazzata. 2-1 il risultato, quindi. Chinnici. C'è il taglio di Billitteri, Chinnici va centrale, Gennaro, buona conclusione! E trova il tris! Cuore verso la telecamera ed è 3-1 con Gennaro, se non fosse anche una deviazione, ma va bene così. 3-1 il risultato, per la dedica anche di Leto. Finisce anche il primo tempo con il risultato di 3-1. Un gol nel finale di Gennaro, prima invece da parte di Tortomasi per rendere più belli questi ultimi minuti della partita. Intanto noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia in questa prima frazione. Intanto noi ci vediamo come sempre all'intervallo. A dopo. Poi 14 milioni più o meno di tesserati, molti di questi ovviamente stiamo andando quasi sulla parità di genere statisticamente tra le donne e gli uomini, e ogni tanto ti capita di leggere, di sapere che magari ci sono stati dei comportamenti gravi di vario tipo, di violenze, di tutto quello che sono le dinamiche che un tecnico, un allenatore, un dirigente può fare nei confronti di una minorenne o anche di un minorenne, o non necessariamente di una persona che non ha ancora 18 anni. Noi ci sentiamo investiti ovviamente di una responsabilità nell'agire. E oggi sono qui col procuratore generale del CONI, il prefetto Taucher, che devo dire è lui l'artefice su scala nazionale, abbiamo firmato già con diverse procure della Repubblica, che se c'è una forma di collaborazione in qualche modo diciamo preventiva tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva è tanta roba, perché noi non abbiamo capacità investigative di inquirenti, cioè noi a quel punto recepiamo la notizia e mettiamo in moto la nostra macchina, sospendiamo a livello cautelativo la persona e poi si devono approfondire le questioni, però sarebbe meglio il prima possibile venire a conoscenza di alcuni fatti che poi devono essere sempre documentati. Ecco, questa è un po' la sintesi del ragionamento. Direi che non ci sono né elementi di progresso né elementi di regressione, però siccome sappiamo che sono anni che esiste, se uno dovesse fare una mappatura, più che una radiografia, una risonanza magnetica dell'impiantistica, sicuramente è uno dei crucci della regione, questo è un dato di fatto. Poi
È chiaro che insieme all'impiantistica c'è anche un discorso ovviamente di sostegno alle società, perché sai, puoi anche realizzare tutta una nuova generazione di strutture sportive che vanno dalle scuole fino agli stadi più importanti, però è chiaro che poi ci sono anche delle dinamiche per la manutenzione. E direi che, mi dispiace dirlo, sicuramente la Sicilia, un po' come qualche altra regione del sud, sicuramente fa più fatica delle altre. Io sono anni che sostengo che senza i grandi eventi sportivi non se ne viene a capo. Sì, poi ci può essere qualcuno che riesce a tagliare il traguardo, però sono veramente quasi casi isolati, spesso miracolistici per certi versi. È chiaro che Federazione sta preparando il dossier su quello che sono gli impianti da destinare per i campionati europei del 2032. Alcune sono tappe obbligate per ovvi motivi, non è che vado io a raccontarlo, perché su questo è giusto che la Federazione abbia l'ultima parola, evidente, Milano, Roma, però è anche vero che se ci sono delle amministrazioni comunali con delle società sportive che gestiscono, che si dimostrano di essere, diciamo, particolarmente disponibili a sostenere, a fronte magari di qualche altro supporto, a quel punto nulla è precluso. È chiaro che urgentemente bisogna riunire un tavolo tecnico, mi risulta che è all'ordine del giorno, governo, federazione, il Comitato Olimpico è sicuramente coinvolto per tirare le somme, perché se no andate a guardare in Italia, insomma, negli ultimi, dal 90 ad oggi, 34 anni, Torino, Udine, ci hanno messo 20 anni, la famiglia Pozzo, c'è stata la questione di Reggio Emilia, che poi era un'altra società ed oggi ci gioca al Sassuolo, e devo dire che ha fatto un bel lavoro Frosinone Stirpe, e Bergamo che sta rifacendo lo stadio. Onestamente non mi viene in mente nient'altro, e questo ti fa capire la disastrosità della realtà. Io parlo delle società di calcio, che peraltro poi sono anche impianti, l'ha detto anche il presidente del rugby, che sarebbero utilizzabili per le competizioni rugby, dove si può anche provare a ospitare un grande evento internazionale. Allora, il CONI secondo me ha due vantaggi. Il primo è che siamo un ente pubblico e quindi qualsiasi impianto, adesso noi a breve faremo un'operazione secondo me straordinaria col Comune di Napoli sull'impianto del Collana, quindi non c'è speculazione, cioè non si favorisce nessuno, e questo è importante. La seconda, che credo che abbiamo, ci viene riconosciuto, molta competenza, molto track record, insomma abbiamo conoscenza. Di contro è chiaro che servono ovviamente dei sostegni finanziari che devono essere messi o dagli enti locali o dalla società, oppure un vero piano Marshall, che però quello ovviamente non può che essere il governo a sostenerlo. No, guardi, me l'ha fatta la sua domanda proprio ieri a Sanremo. No, perché quel ministro lì, devo essere sincero, e sapete che sono molto obiettivo, è stato determinante per chiudere la partita olimpica. Secondo me è stata una concessione battuta, peraltro smentita poco dopo. Benvenuti dallo stadio comunale Liccauli di Piana degli Albanesi. Qui con me c'è come sempre Giuseppe Zito, oggi ospite con noi Mario Vassallo, il telecronista ufficiale della Palma. Ciao Mario. Ciao, e benvenuto a Piana degli Albanesi per questa partita delicata per entrambe le squadre. C'è anche il lancio che forse è buono per Lucera, scavalcato, attenzione Lucera, salta l'uomo, il destro a giro e la palla fuori. Ottima l'azione di Raimondo Lucera, ma bellissimo il lancio, almeno 60 metri di Tarantino. Rappa sul pallone. A cercare Colli, a mettere giù di petto Colli. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo della sfida, e subito possesso palla rosanero con la Fiora verso Chinnici. Dunque 3-1 la prima frazione, con le 2 gol nel finale, Tortomasi su tiro libero, e poi Gennaro. Nel frattempo il quintetto rosanero è con la Fiora, Catania, Chinnici e Sujon. Lo stesso quintetto che ha iniziato invece la gara. Anche dall'altra parte le stesse conferme con Aversa, Lombardo, Oliva e Tortomasi, con in porta sempre Vitullo. Intanto calcio di punizione, fallo di Vittorio Alfredo dopo soltanto 30 secondi. Aversa, Lombardo, Tortomasi, poi lotta con Sujon, Catania,
Chinnici. Palla centrale per la Fiura, la insegue, poi Aversa, c'è la pressione di Catania che vuole lottare, infatti riesce anche a toccarla 2 volte con la punta. La Fiura, sempre Catania, sempre molto tecnico ed elegante il numero 20. Sujan, Catania. Chinnici. Cerca spazio dall'altra parte, vede Sujan che si inserisce. La Fiura, ancora Sujan, azione insistita per il rosanero. Catania, palla dentro per la Fiora che calcia e non era una brutta idea, anzi tutt'altro, ma la prende male questa volta la Fiora. Oliva rientra, calcia con il destro, la Fiora riesce a infastidirlo, poi su Gianni si autolancia, c'è Catania dall'altra parte, lui invece va centrale e in basso dalla Fiora, palla di ritorno, Aversa la tocca, si rimane sempre lì, poi Chinnici di intercettare, finta su Oliva e si riparte, è un 3 contro 2, Chinnici, Catania, guarda la porta, calcia Catania, Vitullo, occasionissima per il poker, se l'è divorata Catania. Poi rimessa per il Palermo Futsal Club. Deve uscire tutta la palla! Deve uscire tutta la palla! Sul punto di battuta vediamo Lorenzo Chinnici, ma intanto super Vitullo in precedenza. Sujan per Catania, mette in mezzo, sbaglia tutto, poi Lombardo mette tutti d'accordo. Lombardo non passa con Chinnici. Si parte dal basso. Oliva vuole le finte sul destro, imbucata Catania, mette tutti d'accordo il rosanero, poi su John, spinta regolare però di Oliva, palla a sinistra per Chinnici, mette una persa. Battuta rapida, Oliva. Lombardo finta una conclusione, poi invece prova un'imbucata su Gianni, non è dello stesso avviso e dunque palla in rimessa laterale sempre per la Atomo Networks. Anticipo di Chinnici, le finte, salta tutti, Chinnici, magia, la Fiura, palla di ritorno per Chinnici, palla geniale, Chinnici in mezzo, Vitollo chiude sul primo palo, molto bravo qui il portiere, ma anche la Fiura con una grande visione di gioco. Sarà calcio d'angolo con Sujan, vediamo al limite la Fiura, ma anche Chinnici che potrebbe calciare. Schema la Fiura, Chinnici, Vito la Fiura, palla in mezzo, la Fiura calcia, Vito la Fiura torna ancora al gol, doppietta personale, abbraccio con Chinnici, partecipi con Sujan ed è 4-1, bacia il palo, Vito la Fiura. E quindi nei momenti più difficili bisogna aggrapparsi a qualcuno, e chi se non il capitano, e chi se non Vito la Fiura, che come sempre è determinante per questa maglia. Lombardo vuole l'imbucata, su Gianni chiude, doppietta per Don Vito la Fiura. Aversa, palla imbucata per Tortomasi, che per poco non trova invece l'angolo corretto. Palla fuori, ma non di molto. Sarà rimessa con Cali che si appoggia da Sujan. C'è largo sempre Vito la Fiora. Sujan anticipato 2 volte, poi commette fallo. Allontana invece Aversa. Minuto 35. Cali chiaramente non ha fretta di battere. Cominciamo ora. Sujan, Chinnici, centrale, la Fiura vuole girarsi, si appoggia per Sujan, le finte, Sujan calcia, trova invece l'opposizione ancora da parte di Aversa e dunque palla in calcio d'angolo con lo stesso Sujan a battere. Schema, palla che passa per Chinnici e palla che termina fuori, spiazzato totalmente Vitullo, palla fuori. Palla lunga per Tortomasi, salta tutti, ma poi calcia dalle parti di Cali che riesce a respingere. Sujan è un 3 contro 3 adesso. Sujan vuole il destro, si appoggia con la punta,
Catania, doppio passo su John, finta destro su John, palla in mezzo, viene fermato da Lombardo super, poi Catania da dietro, grande intervento su John, la Fiura, Chinnici, sempre la Fiura, Chinnici per su John, aggancio delizioso dell'otto su John, apparecchia la Fiura, ancora una volta lotta contro due maglie, poi su John per Chinnici che guarda la porta, palla con la punta e palla che termina forma, buona occasione ancora per Lorenzo Chinnici. Oliva, poi l'anticipo di Vito La Fiora che anche in fase difensiva si fa sentire, ancora rimessa con Oliva. Frattempo Vitullo ne approfitta anche per allacciarsi le scarpe, minuto 37, manca ancora 23 minuti, c'è ancora tutto il tempo, risultato di 4-1 invece per il rosanero, due volte Vito La Fiura, Gennaro e poi su John, tra l'altro i migliori marcatori di questa squadra. La Fiora ha già fatto il gol numero 13 in campionato, 16 invece dalla sua stagione, perché 3 sono arrivati in Coppa, 2 contro l'Atomo. La media di La Fiora è ottima contro l'Atomo Networks, 3 partite, 6 gol. Vito La Fiora allarga tutto per Catania che guarda la porta, proprio lì imbucata per La Fiora, era una buona idea. Lombardo, c'è accanto a lui Aversa, riceve il pallone, scarica Oliva, può rientrare adesso Tortomasi col mancino, non è preciso, palla sprecata e dunque rimessa laterale per Rosanero. Adesso Catania sul punto di battuta, sbaglia il tocco, Oliva, centrale, Tortomasi, calcia subito Chinnici, 2 volte, poi Calè mette il piedone e nega il gol del 4-2 all'Atomo. Poi Catania non viene nemmeno pressato, ha tutto il tempo e decide difatti di appoggiarsi sul calciatore che indossa la maglia numero 10, Lorenzo Chinnici, che poi sbaglia invece l'uscita, la pressione su John. Aversa, Lombardo, palla imbucata per Tortomasi, tanto fuori Oliva, dentro Cucchiara con Tortomasi che va sul laterale e Cucchiara invece è lì davanti. Adesso 3 giocatori super offensivi come Lombardo, Cucchiara e Tortomasi, dietro soltanto Aversa. Vediamo se ci sarà l'ingresso per Campione che potrebbe effettivamente mettersi lì dietro, perché è pronto infatti ad entrare. Poi Cucchiara con l'ultimo tocco di Chinnici, sarà rimessa laterale, battuta Tortomasi, buono filo aggancio con su John che lo pressa, palla su Cucchiara, torna dietro Lombardo, accorcia Aversa ma si ritorna in avanti con Lombardo sempre molto tecnico, poi prova l'imbucata, sbaglia La Fiora 2 volte, La Fiora ancora una volta la meglio, poi Aversa in anticipo, sarà rimessa per il Palermo Futsal Club. Vediamo sul punto di battuta Catania, Chinnici centrale, Vito La Fiora, palla forse di ritorno, ci pensa un attimo ma non lo serve. Catania, ancora Chinnici, poi cambia gioco, che idea di Chinnici per su John, appoggia Catania, La Fiora calcia e Vitullo ancora una volta, miracoloso Vitullo, azione perfetta dei rosanero con Catania che poteva anche cercare la porta ma ha cercato invece il pallone al secondo palo. La Fiora infatti lo ringrazia. Su John, battuta forte in mezzo, Vitullo mette la gamba ed è ancora rimessa laterale. Su John, Catania, poi sbaglia il passaggio col mancino, ringrazia Cucchiara che prova ad autolanciarsi, viene fermato, poi su John mette il piede.
Lombardo. Vabbè, quando vuoi, Tortomasi, Lombardo, cambia gioco di prima, Cucchiara, l'aggancio di Aversa, poi la Fiola si mette davanti con il fisico, Chinnici ad aiutarlo, Chinnici va giù, calcio di punizione. Calcio di punizione, fallo su Lorenzo Chinnici che è rimasto giù, nel frattempo Tortomasi chiama il cambio. Al posto di Genuardi. Nel frattempo è pronto un cambio. Dovrebbe entrare Gabriele Cirafici al posto di Francesco Catania. Buonissima gara per il 20. Sujon, palla centrale imbucata, sbagliata però verso la Fiura. Tanto dentro Campione, fuori Aversa. Questo è il cambio. Signori, per favore, i cambi fateli da questa parte, va bene? Grazie. Catania allarga tutto molto bene. Chinnici va centrale. Chinnici ancora prova a servire Catania, ma si continua. Cucchiara salta su John, salta anche Chinnici. Cucchiara due volte con su John, ma sull'esterno su John. Stato provvidenziale, ma ha commesso anche fallo. Sono due falli. Calcio di punizione per l'Atomo. Intanto dentro Cirafici, fuori Francesco Catania. Due falli, ammonizione. Era l'unico giocatore di movimento a non essere entrato ancora in campo. Due, quello cumulativo è giusto? Signore, sono due. No, poco fa sono due. Sul punto di battuta vediamo Lombardo, c'è molto largo Cucchiara. Campione invece al centro, però in difesa non c'è nessuno. Dunque un'eventuale ripartenza potrebbe trovare disattenta la squadra ospite. Nel frattempo Cirafici sul pallone, con tutti in avanti ormai. Sono saltati gli schemi difensivi per l'Atomo. Lombardo prova l'imbucata con Cucchiara che invece è andato ad anticipare. E ancora corner, palla che passa, poi conclusione di Cucchiara, brutta. Palla fuori. Cali sul punto di battuta. Chinnici, sempre la solita finta, due volte, passa però il pallone a Cirafici che si autolancia sulla fascia, non riesce a passare. Poi Campione trova Cucchiara, palla ancora in mezzo e non arriva Campione, ma qui un rischio enorme per il Palermo Futsal Club. Nel frattempo Lopez pronto ad entrare probabilmente al posto di Sujon. Cirafici non vuole rischiare, però c'è la pressione molto alta da parte dell'Atomo con Sujon che mette una pezza. Palla allontanata e dunque rimessa laterale ancora per il rosanero con Cirafici che lascia però a Sujon. Cirafici cambia tutto, sbaglia, passaggio velenoso. Poi Genuardi, palla in mezzo, ancora Chinnici a trovare l'ennesimo palla della sua partita, ad arpionarlo. Poi la Fiura, sempre Chinnici che vuole rientrare, poi il taglio di Cirafici, palla ancora in mezzo. Deviazione, calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo con Cirafici che chiama uno schema, poi per Sujon. Cucchiara, Chinnici mette il piede e va giù, ma si continua. Cirafici. Poi Cali, la Fiura e poi Chinnici. Fa tutto solo, si inserisce su John, lotta con Campione, poi buono il raddoppio di Ferdinando Lombardo. Campione. Minuto 45, intanto mancano 15 alla fine della partita. Lombardo allarga per Campione. Sempre Lombardo. Prova l'imbucata, palla che passa, Cucchiara, Cirafici lo porta verso l'esterno, poi il tunnel sulla Fiura. Poi Campione, imbucata per in testa di Cucchiara, poi Campione ancora col mancino. La palla termina fuori. Poi si riparte a 1000 con Sujon che si appoggia, la Fiora, palla ancora in mezzo, ma è rimasto giù Sujon. Poi Sujon è molto arrabbiato.
Non ti puoi fare dire queste cose, arbitro! Parlo in italiano e chiedo che parlo in siciliano. Non ti puoi fare dire queste cose, arbitro! Poi chi dici sul punto di battuta? No. Poi Lombardo va a dire le sue ragioni a Sujan. Intanto il gioco è fermo con Chinnici che potrà battere. La Fiora è molto larga, i due si stanno guardando attentamente, ma va Chinnici, uno schema con Lombardo che capisce tutto. Era l'indirizzato della Gabbia Cirafici. Sujan vuole il dribbling ma rischia tanto, riesce comunque a passare. Palla per Cirafici, in mezzo la Fiura, campione, lotta ancora. Era meglio subito la Fiura, poi palla su Lombardo, presa in controtempo, rimessa laterale. Nel frattempo fuori Chinnici, dentro Lopez e poi fuori la Fiora, dentro Gennaro. Puoi contare, arbitro! Per Gennaro il gol è il 3-1 momentaneo. Una grande gara, palla che arriva lì, Cocchiara vuole le finte, può calciare, Cocchiara calcia adesso, Lopez riesce a respingere mettendosi lì davanti, poi Cirafici sbaglia il passaggio, ma anche giù Cirafici, tutto ok. Campione allarga dalle parti di Lombardo che vuole il destro, apparecchia per Campione che può calciare, ci pensa, palla in mezzo, Genuardi, palla che attraversa tutti, poi Cocchiara arriva sul tiro, palla che termina fuori, ma grande azione dell'Atomo Networks qui. Cali sbaglia il rilancio, Campione fa un grande intervento, poi va giù, fallo cumulativo. Genuardi va sul destro contro su giallo, vuole sfidare sulla velocità. Su giallo porta direttamente sull'esterno, palla fuori, rimessa per altro. Sbaglia il passaggio, intanto su giallo palla ancora in mezzo per Cucchiara, gancio da urlo e poi calcio col mancino. Un grande intervento qui da parte dell'11 che ha fatto un controllo sublime e poi conclusione a incrociare. Intanto fuori Cirafici, dentro Leto, poi Gennaro di testa con Campione, rimane giù. Arbitro, per attaccare gli scacchi! Nel frattempo gioco fermo, minuto 48 di gioco, risultato di 4-1, gara molto vivace, i rosanello che stanno dominando il campo, però l'Atomo comunque non è una squadra che molla. Nel frattempo si torna con Campione. Lombardo vuole le finte, cerca il duetto col compagno, Campione. Lombardo esce sulla pressione Leto che però non si fa superare. Minuto 49 di gioco, intanto mancano 11 minuti, poi qualcosa chiaramente da recuperare come diciamo sempre. Gennaro in pressione con Sujan, rubano la palla a Lombardo. Sujan, Lombardo ancora provvidenziale qui. Ha toccato la palla nel momento giusto per mettere in difficoltà. Poi Gennaro, bravissimo qui a rientrare con caparbietà. Campione, Lombardo apparecchia per Cucchiara che calcia, viene respinto da Gennaro e Leto. Campione, c'è l'inserimento sempre di Cucchiara che in questo secondo tempo ha cambiato un po' la sua partita perché nel primo non era stato molto pulito nelle sue giocate, nel secondo tempo invece un grande valore. Leto per Gennaro, si inserisce sempre Leto, Gennaro va dall'altra parte, Sujan. Gennaro cambia tutto per Leto, c'è vicino a lui Lopez. Leto palla imbucata su John nella sponda. Gennaro! Cosa hanno combinato quei due? 5-1, manita del Palermo Futsal Club, doppietta ancora per Gennaro, abbraccio di tutti e 5-1. Una palla intelligentissima di Sujan. 5-1 il risultato, intanto dentro Luca Vivarelli, fuori Sujan. Palla ancora in mezzo, Cucchiara guarda la porta, Cucchiara calcia 2 volte, poi Leto, palla che rimane ancora lì, Cali e respinge invece Vivarelli con la suola.
Vivarelli salta, o meglio cerca di saltare tutti, ma non riesce Vivarelli e si complica tanto la vita. Poi Gennaro ancora in pressione. Che partita di Gabriele Gennaro! Oliva va sul destro, Cali respinge direttamente sui piedi di Cucchiara che cerca ancora le imbucate in mezzo. Vivarelli mette tutti d'accordo, ma è lontana senza badare allo stile. Campione. Non look da parte di Cucchiara, poi il campione prova a infilarsi lui come terminale offensivo, trova però la rimessa laterale. Genuardi. Campione, pressione alta di Leto, poi torna in posizione. Oliva. Campione, le finte, ottima la giocata, va giù con Leto, ma si continua. Gennaro si autolancia, è un 2 contro 1, anzi un 3 contro 1. Gennaro, sa tutti, Gennaro in mezzo per Lopez. Adesso perde qualche tempo di gioco. Lopez, le finte sul destro, mette ancora in mezzo Oliva. Qui è veramente sprecato una grande occasione il Palermo Futsal Club. Poi Cucchiara con la punta, Cali ancora rimane immobile, la palla colpisce il portiere. Oliva, palla centrale, poi 2 volte lotta. Gennaro ancora sempre molto utile. Che partita di Gennaro. Palermo Futsal Club con Gennaro e la Fiora ha veramente 2 giocatori super. Poi sono rimasti giù intanto sia campione che campione rimasto giù in realtà. È quinto, arbitro! Poi Genuardi dice qualcosa. Genuardi, Oliva. 1-2, no! Minuto 53, mancano 7 di gioco. Oliva col tacco molto elegante, cercare il tocco su Genuardi ma sbaglia. Gennaro invece di prima, Vivarelli, Lopez, c'è Leto, buona qui la palla, cerca l'imbucata ma non lo trova, sempre Leto, trova questa volta Gennaro che sbaglia l'aggancio, un errore non da lui, ma che palla di Leto, anche lui è stato molto bene. Oggi veramente tanta fatica a trovare un giocatore del Palermo Futsal Club che non ha giocato una buona gara, tutti oltre la sufficienza. Se mister Gentile cercava delle risposte dopo la sconfitta col No Camp e il pareggio con il Futsal Emieri, oggi credo che ci siano veramente state. Campione con l'esterno si appoggia, Oliva vuole la conclusione con il destro, mura Gennaro, poi palla che si impenna, rimessa laterale. Lorenzo alla prossima, Lori! Minuto 54, intanto è pronto un cambio con Lombardo che dovrebbe rifare il suo ingresso per Genuardi, queste almeno le indicazioni. Poi conclusione di Oliva, murata ancora da Vivarelli, poi la tocca Lopez, Vivarelli, c'è ancora spazio per il 7 che allarga per Gennaro che guarda la porta, Gennaro sul secondo paloletto, e se l'è divorato Alessio Leto, ma si l'ha fatto trovare benissimo in posizione. Dato troppo debole in questa conclusione, poi Vivarelli va giù con Cucchiara, calcio di punizione. Sempre imprevedibile Luca Vivarelli, non si sa mai se va sul destro o sul sinistro. Lui comunque cerca sempre il dribbling. Sarà calcio di punizione con Leto sul punto di battuta, ma ci immagino forse uno schema, intanto nessun movimento sulla panchina. C'è Gennaro vicino al Leto, ma anche Vivarelli molto largo, Lopez invece in mezzo. Schema per Vivarelli che calcia male, perché la prende forse non così ma col destro addirittura, palla che cerca di passare, poi l'ultimo tocco è di Lombardo, sarà quindi calcio d'angolo. Vivarelli, giocata sul Leto che guarda la porta, un'occasione molto potente dell'Alessio Leto, non male. Poi palla alta con Lopez che la difende su Cucchiara. Cali, campione cerca l'anticipo. Qui forse qualche dubbio su Gennaro.
Gennaro voleva forse un calcio di punizione. Sarà invece rimessa laterale per l'Atomo. Ci aveva ancucciato però, ci aveva ancucciato. Poi il tiro da fuori di Lombardo, oggi non brillante invece come suo solito in gol sia in Coppa che in campionato contro il Rosanero. Oggi invece niente gol. A segno invece Fabio Tortomasi con il tiro libero, dato sbaglia Campione. Gennaro dove il tocco di Vivarelli, la tocca Oliva per Vivarelli che può arrivare. Arriva però in anticipo Vitullo, una grande partita per il portiere che nonostante i 5 gol presi ha veramente poco da prendersi le copie, perché chiaramente è stata una buonissima gara per lui, tiri molto precisi quelli di Rosanero. Intanto Lopez con tutta la potenza in corpo allontana anche la sfera e guadagna la rimessa laterale, minuto 57, 3 minuti 180 secondi alla fine della sfida. Poi sarà rimessa laterale con Vitullo che lascia lì a Lombardo. Anzi no, rimessa laterale per il Palermo Futsal Club. Valletto in mezzo per Vivarelli, sbaglia tutto. Lombardo, poi Cucchiara, buono qui il suo aggancio, cerca forse trova anche il dribbling e il tunnel su Vivarelli. Oliva, Cucchiara, Leto, sempre molto utile in questo tipo di occasioni. Poi Oliva con la punta e la mette dove Calì non può mai arrivare. Grande gol dell'Atomo, mi fa 5-2 e la riapre adesso. Si è allargato benissimo Oliva. Nel frattempo è rientrato in campo anche Lorenzo Chinnici al posto di Alessio Leto. Dunque Lopez, Chinnici, Vivarelli e Gennaro. Questo il quintetto insieme chiaramente al solito Peppe Calì. Vivarelli, palla di ritorno geniale per Lopez che allarga. Gennaro guarda la porta. Gennaro! E non chiude la porta, non chiude la partita con questo diagonale che termina fuori. Campione Lombardo 1-2 con Cucchiara. È libero! Fatti tuoi. Calcio di punizione. Sarà punizione quindi per l'Atomo Networks. Sul punto di battuta vediamo Lombardo si allontana Campione, c'è vicino però anche Oliva. Schema per Oliva che calcia, Calì la vede partire all'ultimo ma risponde benissimo in spaccata. Lombardo salta Vivarelli anche con un rimpallo. Lombardo, poi Lopez vuole infastidirlo, ci riesce. Campione carica il destro, allarga Oliva, buona lanciata Oliva, calcia col mancino, deviazione, calcio d'angolo. Mancano 60 secondi alla fine della partita, però chiaramente qualcosa da recuperare ci sarà. Schema Oliva calcia, male. Calì per Vivarelli, buono qui l'aggancio, vuole il dribbling al sinistro, ne salta 2, ruletta Vivarelli, poi si complica troppo la vita questa volta. Cucchiara contro Lopez, va sulla velocità, ma Lopez si mette davanti, poi va anche giù e subisce fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Rosanero, adesso manca veramente pochissimo, 10 secondi. Vivarelli cambia per Lopez, palla per Gennaro, spalla alla porta, allarga Chinnici, può calciare, poi viene tallonato da Cucchiara. Chinnici alza il pallone per Gennaro, palla perfetta Gennaro e poi la parata di Vitullo, sempre super, niente tripletta per Gabriele Gennaro. Si continua a giocare, siamo già oltre 30 secondi. Chinnici va incontro Vivarelli ma viene cercato Gennaro. Fisicamente è stato veramente un problema per l'Atomo. Poi Vivarelli, palla che passa, la tiene in campo ma solo per qualche istante.
Oliva, campione. Passaggio sul Lombardo, esce Chinnici in pressione, poi sempre Oliva e poi va bene così, si torna a vincere per il Palermo Futsal Club che ottiene i 3 punti vincendo 5-2 contro l'Atomo Networks. Una gara bellissima, giocata veramente molto bene da entrambe le formazioni. I rosanero ne escono con una vittoria fondamentale per la classifica, perché adesso la distanza proprio sull'Atomo Networks è di 8 punti e dunque si avvicina sempre di più all'obiettivo finale. Intanto noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia in questa diretta. Qui da Marco Genduso di Sportissimi è tutto, vi ringrazio e alla prossima.